Buongiorno a tutti i presenti, un caloroso benvenuto mattutino a questa splendida terrazza, qui al Enoturismo Le Rampe, a fianco appunto alla piccola sede dove il gruppo Alpini di Cozzuolo venne fondato 50 anni fa, nel 1973. A nome del gruppo di Cozzuolo, appunto, saluto le autorità presenti, il presidente sezionale ANAL di Vittorio Veneto, il consiglio sezionale, i capigruppo presenti e tutti voi, soci alpini e gentili ospiti. Ancora un caloroso benvenuto. È uno splendido colpo d'occhio vedervi qui numerosi, nonostante l'orario abbastanza bonorivo, diciamolo così, un altro termine, per appunto assistere a uno spettacolo di canti e di voci sussurrate e di racconti che sarà splendido sul tema dell'alba. Ringrazio anche chiaramente ancora i titolari dell'Enoturismo Le Rampe per la gradita ospitalità. Voglio solo adesso lascerò poi la parola a Maurizio Casetta che vi illustrerà i contenuti di quello che andremo ad assistere e lo spettacolo, ricordo, inizierà al sorgere del sole, quindi vi ringrazio di essere già venuti qui, di essere già presenti, ma abbiamo ancora un attimo di attesa. Grazie ancora e godetevi lo spettacolo. Grazie Redo, buongiorno a tutti. Facciamo una cosa molto veloce perché il sole non ci aspetta, per cui dobbiamo assolutamente velocizzare tutte le nostre cose che volevamo dire. Allora, rinnovo anch'io il buongiorno a tutti quanti e vi do il benvenuto all'inizio del primo evento del raduno sezionale dell'ANA del Vittorio Veneto, il 92esimo raduno sezionale. All'alba di questa che si preannuncia una giornata intensa, vissuta qui, tra queste nostre incantevoli colline, desidero ringraziare le autorità e ho visto anche il vice sindaco che prego di salire. È scappato? No, eccolo qua. Eccolo qua. Grazie. Prego. Ecco, abbiamo deciso che al termine di tutta questa giornata, questo evento, non ci siano discorsi che possano distoglierci da quanto avremmo appena condiviso. Quindi per questo motivo manifesto ora la gratitudine personale della presidenza, alla presidenza della sezione, a Francesco Introvigna e a coloro i quali hanno reso possibile questo evento. Chiaramente ringrazio anche il vice sindaco che ci ha raggiunto. Vi presento i protagonisti di questa giornata: Maria Teresa della Vedova e Franco Santin, voci recitanti di Teatro Razzero. Il coro ANA Col di Lana, diretto da Sabrina Carraro. Ed assieme il coro ANA Mesulano, diretto da Sabrina Zanette. Per un concerto di cori c'è una cosa un po' strana che alla vista di molti di voi non è usuale. C'è una tastiera e alla tastiera c'è il maestro Giovanni Tonon. Ringraziamo Federico Campodall'Orto della Tenda TV e ringraziamo anche gli amici di Willy Service che ci hanno dato questo supporto tecnologico. Aggiungo un immenso grazie all'Enoturismo Le Rampe che ci ha messo a disposizione questo meraviglioso teatro naturale. Vi chiedo di riservare comunque adesso, e qua basta,
E qua basta, applausi, perché vi chiedo di riservare tutti i vostri applausi alla fine di questo evento, perché chiaramente la recita è un continuo e non deve avere assolutamente soluzioni di continuità. Vi chiedo anche un'altra cosa: spegnete i cellulari, spegnete tutti i cellulari in modo da non disturbare il canto o la recita. Ora faccio un piccolo passo indietro nel tempo, perché sto guardando anche davanti a me, dietro di voi, il sole, che chiaramente nasce ad est, quindi noi siamo posizionati perfettamente ad ovest, quindi potrete capire dove nasce il sole. Allora, nel luglio del 2008, nell'ambito dei festeggiamenti per il 90° della fine della Prima Guerra Mondiale, realizzammo la Notte delle Voci dal Fronte, che ricordava tra narrazione e canto i tragici avvenimenti verificati sui diversi fronti della Prima Guerra Mondiale. Rifacendoci a quella memorabile esperienza, abbiamo deciso di riprendere il format originale, modificando chiaramente alcuni aspetti, primo tra tutti, e probabilmente il più evidente, l'orario della messa in scena. In questo allestimento, frutto di ricerche, riflessioni e preparazioni, le voci che si alterneranno tra recitazione e musica ci ricorderanno i conflitti e i contrasti che hanno segnato e segnano l'umanità nell'arco temporale di un secolo. Ma il racconto di essi non ha lo scopo di intristire il nostro animo, bensì quello di risvegliarlo e nutrirlo di speranza. E per questo l'alba, segno di speranza. La luce che rinasce in ogni giorno è e sarà sempre simbolo di speranza, ed è proprio questo sentimento che vorremmo rimanesse impresso nelle vostre menti e nei vostri cuori, accompagnandovi il più a lungo possibile. E ora, coinvolti in un vibrante silenzio, non ci resta che attendere l'alba e ciò che con sé porterà. Grazie. Adesso aspettiamo il sorgere del sole, e nel momento preciso in cui sorgerà il sole inizierà lo spettacolo. Quindi abbiate la cortesia di rimanere seduti per circa 5-10 minuti forse. Grazie. Appena il bosco che bacia appena
Da che il mondo è mondo, tutte le sere si spegne la vita. La morte firma un patto con la notte e il cuore del mondo cade già in letargo sotto lo spettro della fredda luna. Ma anche da che il mondo è mondo, là all'orizzonte risuscitano gli eserciti rosa che levano alte le ardenti bandiere della vita. E nasce il sole e dà morte alla morte e di nuovo comincia un nuovo giorno. È proprio dell'uomo, fin dai tempi dei tempi, salutare con gioia tutto ciò che nasce o si rinnova, i figli, il sole, la primavera, ogni evento che alimenta la speranza dell'eterno, affiorante insistentemente dal profondo dell'anima umana. Anche qui è nato qualcosa e qualcuno, un gruppo nuovo, il 16° della sezione Alpini di Vittorio Veneto, un altro figlio dei tanti della meravigliosa famiglia alpina dell'Italia. L'evento è certamente meno appariscente del sorgere del sole, di cui oggi del resto pochi si accorgono, come pochi ancora rimangono turbati dall'idea dell'eterno. Ciò non toglie che questa nascita sia salutata con gioia dai pochi che credono ancora degna di essere conservata
l'eredità del passato, e sono gli alpini. I veci della guerra vittoriosa, i reduci della guerra perduta, tutti i combattenti, avendo visto, vissuto, sofferto gli errori della lotta, non possono e non vogliono dimenticare né desiderare per i figli la sorte riservata a loro, e tanto meno quella subita dai caduti, dalle madri, dalle vedove, dagli orfani e dagli invalidi. In nome del sacrificio supremo di chi cadde, essi vogliono semplicemente consegnare il loro patrimonio ideale ad eredi che ne siano degni, affinché su quelle fondamenta venga impostato il secondo centenario dei soldati della montagna. Per gli alpini nuovi, fatti uomini e galantuomini alla dura scuola della naia, ci saranno ancora molte battaglie da combattere e da vincere, incruente ma non meno dure, perché dovranno essere vinte con le armi dello spirito. E nelle diuturne esercitazioni sui monti, gli alpini nuovi impareranno, come quelli di ieri, che la vita è fatta anche di sacrificio, che obbedire è più facile che comandare, che per i forti è più bello dare che ricevere, che la concordia e la solidarietà portano frutti migliori della discordia e dell'odio. Ecco che, aggiungendo quanto esposto alla più grande saggezza antica, gli alpini nuovi saranno in possesso delle armi migliori per la loro guerra come alpini di pace. Il nemico non occorrerà cercarlo, sta assalendo da ogni parte, non solo la nostra isola verde, ma il mondo intero, e la furia distruttrice di ogni valore ideale, ma anche dell'uomo e della terra che lo ospita. Furia che sull'onda torbida del travolgente ed incontrollato progresso vuole cancellare tutte le vestigia del passato, prima di mostrarci un solo barlume di luce nel buio pauroso dell'avvenire. Sembra così lontana oggi la grande guerra, con i cannoni e le baionette, con le postazioni e le trincee, i camminamenti, le feritoie, con le divisioni e i reggimenti, con le offensive e le ritirate, con le linee nemiche ben delimitate, con i fronti chiamati con i nomi dei fiumi, delle valli, dei monti che ne sono stati lo scenario. Eppure, per coloro che hanno vissuto la grande guerra, la guerra è il buio delle notti, sulle alture del Carso o sulle rive del Piave e dell'Isonzo, solcato dai bagliori dei razzi. È il rumore dei cannoni trascinati fin sui monti, la cui intensità indica l'avvicinarsi del nemico. Sono i colpi di mortaio ritmati nella notte.
È la fame che spinge la gente nelle campagne alla ricerca di cibo. È la paura che attanaglia i soldati al fronte prima di ogni attacco. È il freddo, il ghiaccio delle trincee scavate nella roccia delle Dolomiti. È la neve alta sugli altipiani di Asiago, della Baisizza, sul Grappa, sulle Tofane. È il silenzio assordante della morte e della devastazione dei paesi aggrappati sui monti o adagiati nelle campagne. È il pianto degli sfollati che sono costretti a lasciare le proprie case e la propria terra. È il pane condiviso e la solidarietà di vivere dentro la stessa tragedia. Molti anni sono passati e molte altre vicende hanno attraversato la storia. Da allora molti focolai di guerre senza più confini, senza più fronti, si sono accesi, spenti, riaccesi sulla terra, disseminati qua e là, spesso nelle aree più povere e disastrate, campi di battaglia per eserciti di paesi diversi. La Seconda Guerra Mondiale e l'esplosione atomica di Hiroshima e Nagasaki e l'Olocausto, la lunga e feroce guerra del Vietnam, le infinite lotte etniche, tribali e nazionali in Africa, la guerra del Golfo e lo scempio ambientale che ne è conseguito, la frammentazione dell'ex Jugoslavia e le sanguinose lotte civili che l'hanno caratterizzata, l'invasione del Kosovo e la guerra di Serbia, le innumerevoli stragi israeliane e palestinesi, l'11 settembre, i bombardamenti dei missili intelligenti in Afghanistan, la guerra in Iraq, Libia, Siria, Kuwait, Repubblica Centroafricana, Sudan, in ultimo l'invasione dell'Ucraina. Sono guerre che giorno dopo giorno la cronaca puntualmente registra. Oggi le guerre sono selettive, tecnologiche, umanitarie, addirittura preventive. Sono operazioni chirurgiche, missioni per i diritti umani, azioni militari per il mantenimento della pace, interventi di polizia internazionale. È vero, sono cambiati gli scenari, gli armamenti, le modalità, gli scopi. Uguale nel tempo, intatto, rimane il carico di dolore e di morte per le creature che ne sono coinvolte. Nel fragore del presente, nel susseguirsi incalzante della cronaca, solo il ricordo riesce a rompere il silenzio che scende inevitabilmente sulle cose passate. E solo allora voci, parole, immagini, persone possono riemergere e assumere significato e rilievo storico.
Lontano, fra alte catene di monti, nelle terre di confine, sui fronti di battaglia, si combatte la grande guerra. Nelle città, nei paesi, dentro le case, i bambini vivono la loro piccola guerra. È attraverso gli occhi e la voce degli adulti che nella loro infanzia irrompe prepotentemente il fantasma della guerra. Guerra, per un bambino, significa guardarsi intorno e smarrirsi negli occhi e negli sguardi impauriti, preoccupati, sgomenti di chi gli sta vicino, sentire suoni sconosciuti, voci concitate, parole oscure, rumori che squarciano all'improvviso una mattinata di sole, silenzi inquietanti. Significa avvertire assenze di oggetti, ambienti, persone familiari, scoprire presenze estranee, perturbanti. Significa anche giocare alla guerra, nell'illusione che quella vera sia solo un gioco. Cercare luoghi sicuri per nascondere le proprie paure. Le piccole cose della vita quotidiana perdono forma e consistenza, sicurezza e stabilità. I confini fra mondo interno e mondo esterno diventano labili e confusi. Le sensazioni di smarrimento e di oscure minacce non trovano parole capaci di spiegare ciò che accade. Molte primavere passeranno prima che i prati delle zone di guerra tornino verdi, ma molte altre ancora dovranno susseguirsi prima che nell'immaginario di un bambino le emozioni scomposte possano ricomporsi, trovare un significato, assumere forma di racconto.
Ma perché succede tutto questo? Molti bambini sono rimasti senza i loro papà. Molti fuggono abbandonando le loro case. A causa della guerra, i bambini sono privati della loro infanzia. Ma perché succede tutto questo? Perché la gente malvagia ha cancellato la fantasia dei bambini? Perché hanno spaventato tutte le fate e gli gnomi? Perché fanno queste cose? Ma la guerra passerà, torneranno i giochi dei bambini, tutte le fate e gli gnomi, e di nuovo si sentiranno le allegre risate dei bambini. Vorrei però sapere quando verrà quel giorno. Il sole è coperto dalle nubi della guerra. Nel cielo non volano stormi di colombe. Anche il ramo di ulivo è stato calpestato nel fango. Quando finirà la follia di questa guerra? Quando cesserà di scorrere il torbido fiume di lacrime? Quando torneranno i papà dei bambini? Spesso me lo chiedo, ma non trovo risposta. Nessuno lo sa, né il sole, né la luna, né la volta del cielo stellato. Ma so che una lacrima di bambino brucia più forte del fuoco più forte.
e so che l'amore dei bambini è più forte delle granate. E passi il tempo di cenere ed ombra, venga il tempo di amare. E passi il tempo di tombe e cipressi, venga il tempo di amare. Voi non temete i corvi e la neve quando verranno a cibarsi. Non sono i denari a fare il corteo, quando è l'ora di andare. E passi il tempo di tuguri e officine, venga il tempo di amare. Passi il tempo di scorie e miniere, venga il tempo di amare. E passi il tempo di cannoni e ferite, venga il tempo di amare. E passi il tempo di prigioni e torture, venga il tempo di amare.
Oh, se il mondo fosse un paradiso, con stelle di pace e allegria. Uniti, siamo una gomma per cancellare il male che abbiamo scritto. Liberiamo la colomba della pace perché voli nei cieli della libertà. Oh, se il mondo fosse un paradiso, perché trionfi l'amore, senza tanti ismi che creano abissi. Se tutti ci diamo la mano, tutto è possibile. Ma protestare non basta e armarsi di cartelli e in lunghi cortei dimostrare marciando e gridando nelle città pulite. Se vuoi contestare, offri il tuo rene destro, entra in lebbrosario, dona il tuo tempo a chi è vecchio e stanco. E quando il terremotato, il povero, l'ammalato, il diverso, il carcerato, l'immigrato passa con il suo fardello di ossa stanche e occhi dispetriti, tu apri la tua porta e offri la tua casa. Oh, se sperassimo tutti insieme, tutti la stessa speranza, intensamente, ferocemente sperassimo. Sperassimo con le pietre, gli alberi e il grano sotto la neve e gridassimo con la carne e il sangue, con gli occhi e le mani, sperassimo con tutte le viscere, con tutta la mente e il cuore. E sperassimo con tutti i disperati, con tutti i carcerati. Se sperassimo come l'amante che ha l'amore lontano e tutti insieme sperassimo. E ogni essere vivente
sperasse con noi, e foreste, e fiumi, e oceani, la terra fosse un solo oceano di speranza, e la speranza avesse una voce sola, purché di nuovo un silenzio altissimo, il silenzio delle origini, prima faci la terra intera, e sia ucciso ogni rumore, ogni parola, uccisa. Finito questo vaniloquio, quando si farà questo disperato silenzio, e noi finalmente in quell'attimo sperassimo e urlassimo, ma tutti insieme. Allora tutto si riaccenderà e il cielo di prima e la terra di prima non sono più. E non ci sarà più né lutto né grido di dolore, perché le cose di prima passarono e sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi, perché anche la morte non sarà più. Allora il nostro stesso desiderio avrà bruciato tutte le cose di prima e la terra arderà dentro un unico incendio e anche i cieli bruceranno e anche noi, gli uomini, saremo in quest'unico incendio. E invece di incenerire usciremo nuovi come zaffiri e avremo occhi di topazio. Allora canteremo, allora ameremo, allora. Alla fine della battaglia, e morto il combattente, venne verso di lui un uomo e gli disse: Non morire, ti amo tanto. ma il cadavere, ahimè, continuò a morire. Gli si avvicinarono due e gli ripeterono: Non ci lasciare. non ci lasciare. Coraggio. Coraggio. Torna alla vita. Torna alla vita. Ma il cadavere, ahimè, seguitò a morire. Accorsero in lui in 20, 100, 1000, 500.000, esclamando: Tanto amore e nessun potere contro la morte. tanto amore e nessun potere contro la morte. Ma il cadavere, ahimè, seguitò a morire. Lo circondarono milioni di individui con una preghiera comune. Rimani, fratello. Rimani, fratello. rimani, fratello. Ma il cadavere, ahimè, seguitò a morire. Infine, tutti gli uomini della terra lo circondarono. Li vide il cadavere triste. Emozionato, abbracciò il primo uomo. Cominciò a camminare.
non dimenticare chi ha consumato con te il pane e il vino della fraternità in nome di quella fierezza, di quell'orgoglio e di quella onestà propria di uomini semplici e forti che riconoscono come simbolo una lunga penna nera. È impossibile spiegare appieno cosa significhi per gli alpini quel loro cappello, perché a spiegarlo non si tratta di usare parole, ma la vita. Si tratta della particolare maniera in cui sono riempiti i giorni, le ore, i momenti della vita. E chi riesce alla fine a tirare le somme e spiegare la vita? La vita si vive con la tenacia, con la capacità di sofferenza, con la fedeltà, con lo spirito di sacrificio, con l'amore di patria e spesso con l'eroismo. Valoroso in guerra, generoso in tempo di pace, due aspetti di una medesima figura, quella dell'alpino. 1971. Primo raduno al Bosco delle Penne Mozze. Presenti. 1973. Costituzione Gruppo Alpini Cozzuolo. Presenti. 1974. Fondazione del Coro Col di Lana. Presenti. 1976. Terremoto in Friuli. Cantiere di lavoro ANA numero 10 a Pinzano al Tagliamento. Presenti. 1989. Recupero, scalinata, sentiero e balcone degli Alpini a Santa Augusta. Presenti. 1992. Consegna alla città del recupero della Via Crucis al Colle di San Paolo. Presenti. 1993. Realizzazione asilo di Rossok in Russia. Presenti. 1994. Alluvione di Asti e Alessandria. Operazioni di soccorso. Presenti. 1996-1997. Restauro del sentiero della Madonna della Salute. Presenti. 1997. Fondazione del Coro ANA Mesulano. Presenti. 1999. Terremoto in Umbria. Recupero monastero delle Clarisse a San Quirico, Assisi. Manutenzione straordinaria scalinata alla chiesetta di San Gottardo. Presenti. 2001. Costruzione della sede del Gruppo Alpini Cozzuolo. Presenti. 2003. Alluvione del Livenza. Operazioni di soccorso. Presenti. 2010. Terremoto in Abruzzo. Consegna alpini della sezione di Vittorio Veneto per la popolazione di Paganica. Presenti. 2010. Restauro del monumento ai caduti di Formeniga con pennone portabandiera. Presenti. 2011. Posa del pennone portabandiera presso monumento ai caduti di Cozzuolo. Presenti. 2013. Partecipazione ai lavori di sistemazione della nuova sede della sezione di Vittorio Veneto. Presenti. 2013. Organizzazione della 82esima adunata sezionale a Cozzuolo. Presenti. 2015. Posa di un pennone portabandiera presso le ex scuole elementari di Fais. Presenti. 2017. Partecipazione all'allestimento di alloggi collettivi e relativa vigilanza in occasione dell'adunata nazionale a Treviso. Presenti. 2017. Installazione presso CEOD di Cozzuolo di una casetta in legno prefabbricata. Presenti. 2018. Partecipazione a vari lavori di organizzazione dell'adunata Triveneto. Presenti. 2023. Alluvione in Emilia-Romagna. Presenti. 2023. 50° anniversario Fondazione Gruppo Alpini Cozzuolo. Presenti. 2023. Ettore Segat.
capogruppo e fondatore, e Antonio Della Libera, fondatore, sono andati avanti. Presenti. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su per i monti a guerreggiare, poi su per i monti che noi andremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo al reggimento. Viva il corpo degli Alpini, poi e viva il Quest'anno ho piantato un viale di tegli. Li ho piantati per rendere più bella la terra che lascerò. Li ho piantati perché altri si sentano inebriati dal loro profumo, come lo sono stato io da quello degli alberi piantati da chi mi ha preceduto. La vita continua e sono le donne e gli uomini che si susseguono nelle generazioni, pur con tutti i loro errori, a dar senso alla vita, a dar senso alle nostre vite, a renderle degne di essere vissute fino in fondo. Amen.